Oh, non per parlare sempre di corrente, ma sai, io ci lavoro con queste robe. Cioè, guarda qua che pacchia, e che siamo ancora in primavera. Ho il computer acceso, che lavoro, che sto caricando un casino di roba, eccetera, e le batterie caricano, anzi non caricano, le batterie stanno guadagnando, sì, avevo detto quasi giusto, perché ricordo c'è sempre una differenza tra quello che caricano i pannelli, o il DC-DC, o il generatore, o eccetera, 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 e quello che si guadagna realmente. Quindi, se noi facciamo i ricavi, in questo caso i pannelli solari e basta perché sono fermo, meno tutti i costi, inverter, computer, tablet, monitor, eccetera, 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 sto guadagnando 16,2 ampere circa. Ok? 16,2 ampere ora, intendo. Cosa significa? Che se vado avanti così per un'ora guadagno 16,1 ampere. Infatti io adesso sono a 381, giusto per farti capire un po' come funzionano in camper e l'impianto della DS Tech, l'impianto al litio. Io adesso ho 381 ampere, che sono una follia, cioè sono tantissimi 381 ampere di litio. E in totale ne avrei 400. Le batterie non sono piene, stanno caricando come stiamo vedendo. Lì in alto a destra legge il 96%, ossia siamo al 96%, e appena sotto un'ora e 08, ossia lui ti fa già la stima, sto pannellino, ti dice guarda, se continui così con sti consumi e sti guadagni, ricavi, in un'ora e 6 minuti, 8 minuti avrai riempito le batterie al 100%. Stavo tirando due porchi assieme a Pizza GPT, che è un po' il sostituto di Chat GPT, quell'intelligenza artificiale che è stata temporaneamente, diciamo, bloccata in Italia dai creatori, in quanto il nostro garante della privacy ha detto la sua. E sti qua, un po' come Singano, hanno detto, ha preso un attimo le carte, ha visto un attimo i dati, ha detto, ah ok, l'Italia non conta un cazzo, ci ha pensato un attimo e poi come Singano ha detto, Singano però non ci pensa un attimo, ha detto fuori dai coglioni, cioè direttamente, vi cancelliamo direttamente, non rompete le palle, hai capito? Quindi siamo stati oscurati da ChatGPT. Ma a parte questo, mentre stavo un attimo porchidando, no? Perché ce l'ho su un attimo con questa intelligenza artificiale, in quanto è un po' come la maggioranza del popolo italiano è ottusa, cioè tu puoi anche stare lì a spiegargli il significato del peso di una bestemmia e questo invece ti chiude tutto, cioè non sta ad ascoltarti in quanto c'è un blocco iniziale, una sorta di firewall della bestemmia, il quale dice qualsiasi cosa tu dici, se c'è quella parola, quel trigger, quella parola chiave, io non vado avanti col discorso, quindi non vado avanti a capire la realtà. Hai capito? È un po' l'intelligenza artificiale, però mi ha detto una cosa che mi ha fatto rimanere malissimo, perché io non ho mai letto Marx, no? E qua mi parlava di Marx, di un suo aforisma, che è l'unica cosa che conoscevo di Marx, che era la religione è l'oppio dei popoli, e dice che indica la convinzione che la religione sia una fonte di illusione e di conforto per le persone che si trovano in condizioni di sfruttamento e di oppressione. Secondo Marx, le religioni propongono una visione del mondo che tende a giustificare e a perpetuare le disuguaglianze sociali e a distogliere gli individui dagli sforzi concreti per migliorare le loro condizioni di vita. Non a caso Epicuro lo avevano disegnato nell'inferno. Piccoli dettagli. La religione avrebbe quindi la funzione di sedare le istanze dei più poveri, impedendo loro di ribellarsi alle ingiustizie e di lottare per la loro emancipazione. Però nonostante ciò il dio porco non me lo prende. Vediamo una cosa. Secondo te, virgola, perché la gente si inalbera quando sente una bestemmia? Punto di domanda. Che valore avrà mai una bestemmia? Punto di domanda. La questione della bestemmia è fortemente legata alla religione, risponde. Le bestemmie sono considerate delle parole di offesa contro il nome di Dio e quindi, però strano, e Buddha, cioè Buddha porco, Buddha cane, o Mitra boia, Mitra bestia, Krishna bastardo, cioè Kaliputana, cioè ne tanti, ma tanti, conosco i principali, ma ne sarei veramente tanti. Vabbè.
Le bestemmie sono considerate le parole di offesa contro il nome di Dio e quindi possono essere considerate come una forma di vilipendio religioso. Cane, no, stai tranquillo, se no mi viene il vilipendio. Dai. Le persone possono sentirsi offese se sentono una bestemmia perché sono profonde credenze personali. Quindi, se un l'insemenio che si convince, non so, del Babbo Natale a fatine di denti, se mi dice qualcosa contro Babbo Natale, tasa su me. Cioè, non lui, che è quelli insemenio, mi. Vabbè, amati. Inoltre, le bestemmie possono anche essere considerate come una mancanza di rispetto nei confronti delle altre persone. Questo sì, è vero. Perché, ad esempio, sei venuta a scorreggiare qua vicino, che gentile, sì? Sì? Ma se sto dicendo che è una forma di maleducazione dirle e te me le togli dalla bocca, vai a scorreggiare di là, dai. Vai a scorreggiare di là. Bravo. Vai di là e scorreggia di là. Dicevo, tipo, se a un bambino gli racconti che Babbo Natale non esiste, lo rendi infelice, indipendentemente che anche Babbo Natale è un personaggio del fantasy, ma comunque gli rovini un po' il momento a quel bambino, ok? E quindi è una mancanza di rispetto. Quindi è rispettoso trattare i bambini come scemi, cioè continuare a fargli credere che esiste Babbo Natale, fino a quando non se ne accorgeranno loro stessi e perderanno così la fiducia nella figura del genitore, perché il genitore è quello cazzaro che ti racconta le stronzate, è la fatina dei denti, è la puttana della befana, eccetera, eccetera. Dopo tu dici, ma quante palle mi ha raccontato? Mamma mia, cane. Usarle pubblicamente o davanti alle persone che consideriamo importanti o rispettabili può essere considerato come un comportamento inappropriato e scorretto. Effettivamente sì, il mio è un comportamento irrispettoso, scorretto direi proprio no, irrispettoso, arrogante, sì arrogante perché mi arrogo, no? Questa con presunzione, questa convinzione di essere nel giusto, no? In generale la bestemmia è vista come un'offesa alla sacralità delle cose. Il valore che ha per le persone dipende dalle loro convinzioni personali e dai principi che seguono. Hai capito, CP? A bestemmia vale non tanto dall'aggettivo che te metti, è il porco, bastardo, boia, puttana, troia, eccetera. No, variano in base a quanto uno rincoglionito che l'è. Una sorta di la volgarità sta nell'orecchio di chi ascolta e anche qua la bestemmia sta nell'orecchio di chi ascolta, abbiamo capito, no? Ok, avevo detto che in qualche modo mi scusavo con la Thetford per il mio essere stato troppo azzardato a dire che è un frigo di merda. Invece no, no, è proprio un frigo di merda, è partita di nuovo la ventola? Vabbè, per carità, gli ho detto al tipo di Arc Camper, che è anche bravo e gentile, gli ho detto, ascolta, digli che ce ne mandino una decina di ventole, perché se ne parte una al mese, almeno andiamo avanti 10 mesi, insomma, ecco, no? Ogni volta ordinarla, aspettare, eccetera, eccetera, hai capito? A grattugia da van life. No, scherzi a parte, io mi domando come possa essere così, come mai è così difficile trovare delle cose intelligenti, ok? Per grattare carote serve, intanto non serve che sia larga 30 metri, perché a carota sia larga, ok? Quindi è inutile quella larga 30 metri. Così come è altrettanto inutile quella con 5 tipi di lame, cioè piuttosto farla di un tipo unico, così guarda, tac, oh, fai grattate lunghe e in poco tempo grattugi una cazzo di carota. No, ma è grave perché ho sempre da spiegare miste robe, cioè io non sono un ingegnere de grattugie, così come non sono un ingegnere di oscuranti per finestre del camper, eccetera, eccetera, ma veramente ragazzi, nel 2023, cioè io ho sempre detto che non ci siamo mai spostati dal Medioevo, tranne che per la scienza, la tecnica, la medicina, eccetera, eccetera. Invece, guardando come che funziona con le visite mediche che ho fatto e guardando come che funziona la roba che producono, dai automobili ai camper, ai scarpe, a qualsiasi roba, mi sa che neanche là avevamo fatto tanti passi al Medioevo, eh? Guarda, guarda, 2000 passa euro di frigo, appena preso, è già la seconda volta che vai in riparazione. Perché tal domestico uguale, schede, centraline, cazzi e mazzi, anche quello. Che te devo dire? Oh, io prendere sta merda qua e lanciarla fuori, vabbè, dai, taccio. Il problema di sta Thetford,
Dometic è che adesso il pezzo te lo aspetti mesi, porca miseria, attento adesso. Guarda qua, l'altra volta abbiamo aspettato una vita, adesso è il 4 aprile 2023, ok, che è già stata segnalata la cosa, arriveremo a maggio, che ancora dovremo sistemare, stai attento. Aveva ragione il mio amico allestitore, del quale non faccio nomi, altrimenti lui sì potrebbe essere denunciato per diffamazione. Io invece no, io ti sto raccontando la realtà delle cose, io sono il cliente e sto dimostrando i fatti, non parole. E lui a parole diceva, quelli là Tedford, possono solo far da cagare, ossia fare i cessi. Infatti la Tedford è nata, è conosciuta per fare i cessi dei camper. Ah, probabilmente sto frigo è un accessorio del cesso, perché il frigo fa da cagare, per andare a cagare vai nel cesso e quindi 2 più 2. Che dopo, fermo là, per un attimo mi sono anche sentito un po' cattivello, no? Ma alla fine, porca puttana, chi è il cattivo qua? Sono io che vado a spendere 2000 passa euro per avercela nel culo o sono quelli che vendono merda per migliaia di euro? Fatelo conti, Dio caro. Ma fosse quello, no, ma no, effettivamente no. Ritorniamo un attimo nei nostri passi, non è quello che mi fa arrabbiare. Può essere il destino, la sfortuna, una partita di ventole cinesate di merda, che cavolo ne so io, o un difetto, un voltaggio sbagliato di fabbrica, quindi una cosa da correggere, eccetera, eccetera. Tutto può essere, ma il fatto che devi aspettare dopo un disastro di tempo per avere sta cazzo di ventoetta, ok? Se quello è il problema. Oh, tanti tu mi consigliavano le viti frigo in del B, è che io purtroppo, aspetta che cerco le parole giuste per non sembrare offensivo e arrogante, e purtroppo essendo un grafico, ripeto, purtroppo guardo l'aspetto esteriore delle cose, guardo anche l'aspetto esteriore delle cose, do una certa importanza all'aspetto esteriore delle cose, ok? Per esempio, so che non può essere il massimo neanche per me questa parete di adesivi, vedi quelli bianchi e neri, però prima con il camper, con quella parete giallina, cioè io proprio non riuscivo a vivere, ok? Proprio provavo questo senso di allontanamento sconfinato. E idem, insomma, stringi i frighi della Indelby e la Vitifrigo sono proprio brutti. Dopo, per carità, è vero, è sbagliato, non bisogna guardare quello, bisogna guardare la qualità. Questo è stato il compromesso, perché anche questo è brutto rispetto al Dometic, però come qualità di refrigeramento, il materiale dentro effettivamente se è tutto un altro mondo. Gasta roba delle ventole, per carità, non stiamo parlando di un frigo di merda alla fine, solo che io dico che è un frigo di merda perché la seconda volta si rompono le ventole. Ok, sì, non è che si è rotto il compressore o allora sì sarebbe veramente un frigo di merda perché quello è il cuore del frigo. Non è che si è rotta la centralina, la scheda, si è rotta la ventola, la seconda volta si è rotta la ventola, però ragazzi, effettivamente forse l'azienda non è delle migliori, ecco, il frigo magari è anche buono, ventole a parte, l'azienda non delle migliori perché mi ha fatto aspettare una vita per acquistarlo, mi ha fatto aspettare una vita per la prima ventola e adesso di sicuro mi farà aspettare una vita per anche quest'altra ventola. Ma che poi mi chiedo, lavoro, non rubo, non mi drogo, eccetera, eccetera, un bevo così, perché non mi passo una seratina con l'Xbox, ok, anche se faccio tardi, chi se ne frega, a biretta, le patatine, pigiamino e a letto a giocare con l'Xbox a letto, cioè vedi, è giunta l'ora di lasciare un attimo, cioè prima mi sono dato un po' quella disciplina, da lunedì al venerdì si lavora, eccetera, eccetera, per carità, le 8 ore di lavoro, però adesso ci vuole anche, è come, non so, tipo il prendersi un po' di ferie, no, hai capito? Quindi la giornata svacco, cioè posso permettermela, porca puttana, perché non la faccio? Cioè, sì, una roba tipo così. Questo è Red Dead Redemption 2. So fosse in italiano, però vabbè, non è un problema, così ripasso il mio inglese. Cara, guarda che bene questa, l'ho portata un po' nella nostra vecchia casa perché
Pasqua che sì, vivere in camper col cane è una tortura per tutti e due. Allora stiamo qualche giorno qui di GCP, sì, poi ritorniamo a Jesolo, sì, con Alessia, anzi andiamo a fare Pasqua con gli amici e dopo torniamo a Jesolo. Questo cane è una camera gas. Così sì, si va bene a lavorare, marema impestata. Più ho approfittato, mi sono fatto anche il tagliando al camper, che era un po' giù di olio motore e liquido refrigerante, e ho caricato il tavolino e la sedia, visto il periodo estivo che si sta preannunciando, e basta, adesso continuo a lavorare. Giorno 2, Lucani è felice nel suo giardino, con le sue palline, le sue cose, ma è ora di andare via. CP. Che vita singana. Ma ti dirò che qua, pensa, io qua sono dentro la mia casa vecchia, ho chiuso il cancello, messo dentro il camper e il cane è libero con la porta aperta, e ti dico che è estremamente rilassante, anche perché insomma avendo un pitbull non è che ti puoi permettere di lasciarlo dove cavolo vuoi, cioè di farlo andare dove vuoi, hai capito? Io in senso buono invidio chi ha i bastardini o quei cagnolini diciamo innocui, ok, che possono aprire e lasciarli andare dove vogliono. E io non posso e devo avere anche sempre 1000 occhi, quindi il fatto di dover adesso lasciarla libera così tranquilla perché è tutto recentato è tanta roba, in più anche lei è felice. Che fuori dei nostri amici, dobbiamo trovarci a Pasqua, no? E praticamente gli alcuni hanno risposto che non hanno tempo di rispondere, ma è stesso tempo che ha risposto che non hanno tempo di rispondere potevano dare la risposta. Te capisci perché ho paziente si incasinava e non combina niente, Dio caro. Il tempo, bisogna ottimizzare il tempo. Oh, buongiorno Italia. Aspetta, perché Tacco Verdù Bianca di Arc Camper io l'ho chiamato il 4 aprile. Oggi è l'11 aprile, non ho sentito novità, aspetta che facciamo. Sì, bravo, per la ventola del frigo. Buongiorno, i nostri operatori sono momentaneamente occupati. Si prega di attendere. Grazie. Attendi, Gregorio. Sì, pronto? Carissimo, buongiorno, sono Yuri. Yuri, ciao. Ciao. Guarda, torno a chiamarti ancora una volta perché mi hanno detto, guarda, mi ha risposto loro mi fanno, guarda che mi fa molto strano che succeda queste cose, io mi ero assicurato comunque è tutto perfetto, che non è colpa magari sai di elettronica o di altro. Sì. E torno a vedermi perché ci eravamo sentiti venerdì sera, oggi primo giorno di rientro, saranno presi con le bombe, ma tornerò a sentirli. Dica che però qua fa caldo. Sono aggiornati, insomma. Ok, vabbè. Sono aggiornati, comunque mi hanno già risposto. Ora, vabbè, dica che spedisce una ventola e dopo vedemo una volta tirata giù quella difettosa, me ne faccio io una di scorta, tu capito? Sì, e magari controlliamo ticket ai tester, controlliamo il voltaggio del frigo, magari il frigo o gli ha data una partita difettosa di ventole, o il frigo che dà massa corrente. Può essere più probabile la partita difettosa. Perché a seconda in un mese di utilizzo, tu capito? Vabbè, fammi bene, sapere, dai, dammi un vado ciamo. per gente. Oro, dammi un ciamo qui ti risponde. Non sento niente. Dammi una telefonata quando ti rispondano in modo... Sì. Ottimo, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Non so, ho sempre l'impressione che con te ciami te che dà quasi fastidio a gente. Eppure ti ciami per lavoro, cioè non so. Oh, sicuramente sbaglio, sarò mica probabilmente vizio massimo ai clienti, può essere. Ero lì tranquillo che facevo la van life con Maya della Salute e montavo un video, no? Quando mi sono scaricato una clip che mi serviva da YouTube degli Aristogatti, no? A parte la pubblicità. E a tipa scopri il piacere, perché io devo parlare di un caffè, ho detto, ma scopri cosa, Dio caro, anche di domenica io da comandarti una roba del genere, cioè emozionati, compra, prova, acquista, ma oh! Morire per delle idee, l'idea è affascinante, per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta.
mi avevano convinto e la mia musa insolente, abiurando i suoi errori, aderì alla loro fede, dicendomi peraltro in separata sede: moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo, bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore per delle idee che non han più corso il giorno dopo. Ora se c'è una cosa amara, desolante, è quella di capire all'ultimo momento che l'idea giusta era un'altra, un altro il movimento. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno. E sotto ogni bandiera li vediamo superare il buon Matusalemme nella longevità. Per conto mio si dicono in tutta intimità: moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. A chi va poi cercando verità meno fittizie, ogni tipo di setta offre moventi originali. E la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali? È il vecchio che si porta già i fiori sulla tomba, vedendole venire dietro il grande stendardo. Pensa, speriamo bene che arrivino in ritardo. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. E voi gli sputafuoco, e voi i nuovi santi, crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo. Però per cortesia lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso. Tanto più che la carogna è già abbastanza attenta, non c'è nessun bisogno di reggerle la falce. Basta con le garrote in nome della pace. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta.